Da oggi è ufficiale, parte la nuova scuola statale di Grisignano di Zocco che darà maggior possibilità a tutte le famiglie e quindi a tutti i nostri bambini di andare a scuola e cominciare già in età prescolare ad aggregarsi tra di loro e condividere le giornate. Risolto dunque il problema della chiusura delle 2 scuole paritarie che avevano comunicato la cessazione dell'attività a conclusione di quest'anno scolastico. Un servizio che sarebbe venuto a mancare per le stesse ragioni anche nel territorio di Monte Caldella, dove le liste di attesa avrebbero coinvolto 50 bambini che si sarebbero sommati ai 26 di Grisignano. La svolta è arrivata con la proposta di statalizzare il servizio, razionalizzando le richieste dei 2 comuni, componendo i diversi tasselli organizzativi. Soluzione che è stata infine approvata dalla Regione Veneto. Il primo tassello è stato quello di acquisire lo stabile e farlo diventare comunale. Il secondo tassello è questo, che siamo riusciti ad avere la scuola materna statale. Il terzo invece è un sogno e sarà quello di far diventare asilo nido integrato. Lascerò del tempo per ulteriori iscrizioni, quindi gli utenti, le famiglie delle 2 scuole paritarie devono iscriversi o nelle scuole paritarie del territorio o nell'istituto comprensivo, perché a breve io dovrò assegnare l'organico per il prossimo anno. Io sono sempre contraria alla chiusura delle scuole paritarie, ma qui non vi erano condizioni diverse. Le scuole paritarie rappresentano una ricchezza per il nostro territorio culturale, delle nostre tradizioni. Qui però 2 sindaci hanno saputo mettere insieme una comunità educante, hanno fatto veramente dei ragionamenti d'insieme, l'hanno fatto con chi queste scuole paritarie stava gestendo e lo hanno fatto in piena collaborazione. Ecco perché io spero che questo diventi un buon modello.